Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di ansia e depressione, dei disturbi che sono in aumento soprattutto tra i più giovani. Pensate che il 39% dei giovani dichiara di soffrire di ansia o di depressione, si sente preoccupato. È un dato che viene fuori da un recentissimo studio condotto al Policlinico Gemelli di Roma assieme all'Unicef. Ma quando questi disturbi si trasformano in vere e proprie patologie, quali sono i campanelli d'allarme che non devono essere trascurati soprattutto dalle famiglie? Ne parliamo oggi con il professore Eugenio Aguglia, già direttore della clinica psichiatrica del Policlinico di Catania, psichiatra. Ecco, già vorrei subito sdoganare un luogo comune. Si pensa che chiedere aiuto a uno psichiatra significa essere pazzo. Lo psichiatra non si occupa solo ed esclusivamente di patologie così gravi quali la pazzia, la schizofrenia, eccetera, ma si occupa anche di questi disturbi e ecco, non bisogna provare vergogna, perché molti di questi ragazzi che sono stati intervistati dicevano che provavano vergogna a chiedere aiuto a uno specialista. Quanto lei dice risponde assolutamente al vero. Devo aggiungere che forse non abbiamo ancora raggiunto quella maturità culturale che fa vedere la psichiatria non come una branca da tenere a debita distanza, così come si faceva con l'ospedale psichiatrico. Ricorderemo che l'ospedale psichiatrico era allocato fuori dalla città, assolutamente isolato, era un posto dove non bisognava andare se non costretti da un'emergenza psichiatrica molto grave. Il reintegro della psichiatria nell'ospedale generale è stato un grosso passo avanti che in qualche modo ha messo in evidenza come la psichiatria non è una branca da rifugire, è una branca specialistica che offre le sue competenze a tutti quei soggetti che necessitano di essere presi in carico perché soffrono di un disagio psichico. Se un paziente ha problemi di tipo cardiaco, ovviamente andrà dal cardiologo. Se ha un problema dermatologico, andrà dal dermatologo. Se ha un problema psichiatrico, non ha un problema di pazzia. Perché attenzione, anche quando noi parliamo delle forme più gravi, la schizofrenia, la demenza, eccetera, sono manifestazioni cliniche che hanno una certa caratterizzazione e che sono un po' più impegnative di altre, ma che necessitano assolutamente di una presa in carico da parte di uno specialista. La stessa cosa vale, e anzi molto di più, per patologie psichiatriche meno gravi. Faccio riferimento alla depressione, all'ansia. Sono quelle patologie che sono un po' subdole nella loro fase di esordio e quindi il soggetto che ha questo tipo di sofferenza ritiene di poterlo superare con la buona volontà, con l'impegno, con la forza d'animo, con le frasi "ce la devo fare", ma nel momento in cui il soggetto dice a se stesso "ce la devo fare", è come se dicesse a se stesso "non ce la faccio sicuramente". Quello è la cartina di tornasole, è il momento delicato in cui, piuttosto che continuare a lottare in maniera impari con il recupero delle proprie realtà energetiche, quello è il momento di non farsi incastrare nel meccanismo culturale assolutamente inadeguato, ma quello è il momento invece di ricorrere allo specialista psichiatra, il quale per le competenze che ha le soluzioni anche a questo disagio. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori che il 342 7455 005 è a vostra disposizione. Già stanno arrivando delle telefonate, ma vi ricordo che potete rivolgere delle domande al professore con un messaggio, quindi se avete dei dubbi o qualcosa da chiedere fatelo, ma scrivendo un messaggio. La cronaca recentemente ci ha portato a un caso veramente eclatante di un giovane i cui genitori pensavano stesse attraversando solo un momento particolare, delicato. Mi riferisco a Filippo che ha ucciso Giulia perché appunto, come dire, afflitto da questo abbandono, da questa relazione che si era interrotta, un ragazzo appunto che invece era molto possessivo. Ecco, quali sono, mettendoci un po' nei panni sia della famiglia di Giulia che nei panni della famiglia di Filippo, quali sono i disturbi da ansia o di depressione che devono far riflettere e allarmare? Intanto vogliamo
appunto Intanto, ecco, visto che lei occuparci. fa riferimento ai fatti di cronaca recente, desidero sottolineare come per quanto riguarda Filippo, Filippo è un ragazzo, a mio avviso, che ha una struttura di personalità problematica. Vorrei sottolineare che il fatto che ci sia presente una personalità problematica non significa ipso facto che diventa un paziente psichiatrico con incapacità di intendere e di volere. Significa che ha una difettualità nella potenzialità di instaurare una relazione armonica, una relazione in cui si può dare e si può anche ricevere senza pretendere. C'è una relazione spontanea dove la componente affettiva, che era quella che doveva legare questi due giovani, diventa il collante, diventa l'elemento di sostegno a una continuità di comunicazione reciproca. Di fatto il Filippo è un soggetto che è affetto da un narcisismo assolutamente manifesto, è un soggetto che è vulnerabile, è un soggetto che non ha la capacità di resistere, non ha le risorse sufficienti per resistere all'abbandono. Da solo, e proprio la sua vulnerabilità gli fa percepire che la solitudine per lui diventa motivo di grande sofferenza. Già questo è un elemento. Cioè già questo e il padre nelle interviste che sono state fatte sottolinea che il figlio negli ultimi periodi era più taciturno, era più silenzioso, preferiva di più stare solo nella propria stanza, cioè lo vedeva cambiato. Ora il fatto dire così lo vedeva cambiato potrebbe non significare, certo non è una diagnosi, potrebbe non significare nulla, ma per un genitore che dovrebbe, sottolineo il dovrebbe, conoscere bene il proprio figlio, questo vederlo diverso doveva essere un campanello d'allarme intanto per capire che cosa sta succedendo, perché sei cambiato, quali sono le realtà emotive che stai vivendo. Per quanto riguarda la Giulia, anche Giulia per certi versi appare come una ragazza docile, buona, disponibile, assolutamente orientata a sostenere le istanze di Filippo. Ma in questo non è stata capace, non era una psichiatra, non era una psicologa, non è stata capace di capire che quelle richieste non erano richieste di affetto, erano richieste certamente orientate a soddisfare un proprio bisogno, il bisogno di Filippo di non essere solo. Una persona che non era equilibrata in quel momento. Professore, stanno iniziando ad arrivare le prime domande. Ci scrive Giovanni: soffro d'ansia e di frenesia, cosa che non avevo prima del Covid. Ecco, quest'ansia che si è sviluppata in periodo di pandemia, che ancora adesso affligge tante persone. Questo nostro telespettatore ci dice che non riesce a prendere sonno nemmeno con le gocce. Allora, per quanto riguarda gli effetti che sono strettamente correlabili al Covid, un'indagine che è stata fatta dall'Istituto Superiore di Sanità ha messo in evidenza come gli effetti secondari da Covid sono nel 37% dei casi un disturbo post-traumatico da stress, un disturbo d'ansia, e nel 25% dei casi disturbi del ciclo, del ritmo sonno-veglia. Quindi quello che dice il telespettatore risponde assolutamente a quello che è la realtà documentata da indagini fatte in maniera scientifica e ben equilibrata. Cosa c'è da dire? C'è da dire che l'esperienza del Covid è stata drammatica, è stata un'esperienza coattiva nel corso della quale il soggetto normale, abituato a uno stile di vita assolutamente sereno e facilmente gestibile, si è trovato obbligato, chiuso a casa, costretto nelle sue scelte, impedito nelle sue potenzialità, e quindi molte persone rispetto a questa limitazione assolutamente, rispetto alla quale non erano assolutamente preparati, hanno reagito con una modalità di insicurezza e di paura, e quindi ecco l'ansia. Scusi, completo, siamo nella logica degli effetti long Covid, perché il Covid ormai è passato, è quello importante del 2020, però di fatto ci sono degli effetti long term e uno di questi è appunto l'insonnia e l'ansia. Per quanto riguarda le goccine a cui fa riferimento, occorre valutare il dosaggio, la scelta della tipologia del farmaco, perché molte volte sono piccole annotazioni che possono anche cambiare l'esperienza del soggetto. Quali sono i disturbi fisici che può procurare l'ansia?
mal di testa? Allora, i disturbi fisici dell'ansia sono strettamente legati a una iperattivazione del sistema nervoso vegetativo. Detta così potrebbe non essere un messaggio assolutamente costruttivo per chi ci ascolta, ma scendendo nel dettaglio, il soggetto che soffre di ansia ha tachicardia, dispnea, cioè fa fatica anche a salire pochi gradini, poi ha anche un senso di oppressione al torace, disturbi di tipo gastroenterico in termini di nausea, eruttazioni, conati di vomito, problemi anche a livello del colon, quindi un colon che molte volte noi lo definiamo un colon irritabile, perché è un colon che ha degli spasmi molto evidenti con dolore e poi un rilassamento della parete del colon immediato con effetti anche sull'evacuazione, quindi alternanza di stipsi con diarrea. Ci sono anche degli effetti fastidiosi al carico dell'apparato urologico, quindi una minzione continua, molte volte ci si alza nel corso della notte, disturbi del sonno con difficoltà a prendere sonno, ma nel momento in cui si prende sonno, dopo 2 o 3 ore, c'è un risveglio, come se ci fossero degli incubi, quindi un risveglio notturno, con difficoltà a riprendere sonno successivamente. Tutto questo può essere limitato nel tempo e quindi uno psichiatra, uno specialista può aiutare in quella fase? Perché l'ansia magari è stata scatenata da un evento, oppure chi soffre d'ansia ne soffre a prescindere da quello che le sta attorno, quello che sta vivendo? Allora, in genere le reazioni ansiose, come dice il nome stesso, sono reazioni che si manifestano in funzione di un evento percepito come un evento nocicettivo, un evento nocivo in assoluto. Attenzione, per un evento nocivo non intendo chissà quale dramma, a volte anche un evento nocivo che può essere il vicino di casa che è fastidioso, è insistente, è sempre sovrastante, eccetera, alla fine nel tornare a casa, sapendo che bisogna incontrare questa persona che è sempre lì ad attendere, diventa motivo anche di tensione. Qual è l'aggancio che secondo me deve garantire una gestione di questa sofferenza? L'aggancio si chiama psichiatra, ma non perché si vuole psichiatrizzare tutte le reazioni, non è questo il messaggio, perché lo psichiatra è in grado, uno, di capire la gravità del quadro ansioso, perché se il quadro ansioso è un quadro ansioso di gravità lieve, molte volte nel tempo si scioglie, il soggetto si distrae con altre cose, viene preso da altri interessi e piano piano quest'ansia va via senza che lo stesso soggetto se ne accorga. Se invece è un'ansia più impegnativa, e quando parlo di ansia impegnativa io parlo di un'ansia inibitoria, cioè io ho l'ansia e non posso fare determinate cose, io ho l'ansia e non riesco a salire in ascensore, io ho l'ansia e non riesco a salire in autobus, non posso con la macchina andare da Piazza Europa fino a Piazza Giovanni Verga perché mi manca il respiro, ho un nodo alla gola. Non è più un'ansia transitoria, è un'ansia impegnativa che addirittura si avvicina a quello che noi definiamo ansia panica, come se ci fosse un attacco di panico. Attacchi di panico, certo, possono sfociare in attacchi di panico. E un nostro telespettatore ci dice la differenza tra psichiatra e psicologo, quando andare dall'uno e quando andare dall'altro. Allora, lo psichiatra è un medico, è uno specialista, è un laureato in medicina e chirurgia che ha fatto un percorso di specializzazione con diploma in psichiatria. Lo psicologo invece è un collega che si laurea in psicologia, non è un medico, e dopo la laurea in psicologia fa un training di circa 4 anni per conseguire il diploma di psicoterapeuta. Certo. È chiaro che lo psicologo è nelle condizioni di poter affrontare le problematiche del disagio psichico attraverso il supporto psicoterapico, quindi il colloquio, l'analisi del problema, la valutazione della struttura di personalità, orientamenti anche in termini di tipo cognitivo-comportamentale, quindi orientamenti anche nelle modalità di gestire il disturbo. Lo psichiatra, essendo un medico, in aggiunta valuta se è necessario o meno anche integrare questo tipo di approccio con una terapia. A questo proposito vorrei anche sottolineare che c'è una paura
direi globale, lo dico con l'esperienza che mi porto, nell'assumere i nostri farmaci, come se i nostri farmaci fossero, come dire, farmaci senza ritorno. Ecco, di fatto non è così, perché la gestione del farmaco non può essere fatta in maniera autonoma. Allora sì che non si avranno risultati e non si avrà ritorno. Mentre la gestione del farmaco condivisa con lo specialista dà naturalmente la possibilità di valutare effetti secondari e principalmente, questa è la cosa più significativa, durata del trattamento. Ecco, questa della durata mi sembra importante sottolinearlo, perché non sono dei farmaci che si devono prendere a vita in certe situazioni. Andiamo in pubblicità e poi parleremo magari di depressione postpartum di cui soffrono tante donne dopo aver partorito. Il 342 7455 005 è sempre a vostra disposizione, ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, siamo con il professore Eugenio Aguglia, psichiatra, per tanti anni ha diretto la clinica di psichiatria dell'Università di Catania, del Policlinico, un vero luminare. Stiamo cercando di fare il punto e di spiegare bene in cosa consiste l'ansia, la depressione, quando è necessario rivolgersi a uno specialista. Abbiamo anche sdoganato un po' quel pregiudizio che fa credere a molti che rivolgersi a una psichiatra significa essere malati di mente. Non è così. Dei nostri telespettatori ci stanno chiedendo se gli psicofarmaci, che si possono prendere per un periodo di tempo, possono creare dipendenza. Allora, per rispondere a questa domanda io credo che dobbiamo fare una differenziazione nell'ambito degli psicofarmaci, che sono una categoria molto ampia e ricca di sostanze. In particolare io credo che sia significativo porre la differenziazione tra gli ansiolitici, cioè i farmaci per l'ansia, e gli antidepressivi, farmaci per la depressione. Perché? Perché mentre gli ansiolitici, in particolare le benzodiazepine, se assunti per lungo tempo possono determinare una dipendenza, ecco perché, come ho detto prima, non possono essere autogestiti, ma devono essere gestiti e assunti attraverso un'analisi attenta e un monitoraggio attento da parte dello psichiatra, in termini di dosaggio e di durata. Perché? Perché anche la riduzione e l'allontanamento del farmaco non può essere immediato. Fino a sabato prendo la terapia, una compressa per 3, da lunedì non prendo più niente. Questo sarebbe disastroso, perché ci sarebbe un effetto hangover, cioè un effetto paradosso, per cui il soggetto va in astinenza. Per quanto riguarda invece gli antidepressivi, non determinano, ecco, a differenza delle benzodiazepine, gli antidepressivi non determinano dipendenza. Per quanto concerne questi farmaci, però, occorre che il paziente sia a conoscenza che questi farmaci non vanno assunti per un periodo breve. La terapia della depressione ha degli step che sono irrinunciabili, e gli step sono intanto un mese per valutare se la terapia che è stata somministrata e prescritta dal medico effettivamente sta dando i suoi risultati, e questo lo vediamo con la riduzione della sintomatologia che ha creato il disagio psichico. Superato questo mese, la terapia va assunta per almeno 4-6 mesi, anche se il paziente dice io sto bene e non capisco perché la devo assumere. La ragione di questa nostra indicazione, che poi tra l'altro risponde alle linee guida nazionali della terapia della depressione, è determinata dal fatto che il risultato avuto il primo mese deve essere consolidato nel tempo. Se il paziente dopo il primo mese sospende la terapia, tutto torna come prima, come se non avesse fatto nulla. Si guarisce dalla depressione e dall'ansia? Definitivamente? Si può guarire? Per quanto riguarda la guarigione, dobbiamo chiarire che per guarigione si intende la totale scomparsa di tutti quei sintomi che hanno caratterizzato il quadro clinico. Perché dico questo? Noi la chiamiamo in termini medici recovery, perché questa recovery, questa guarigione, deve essere differenziata dalla remissione. La remissione dei sintomi non è una guarigione, ma è un miglioramento manifesto, evidente, con la permanenza di alcuni sintomi residuali. Riferendomi alla domanda che lei ha posto, si può guarire? Allora, in genere noi abbiamo una percentuale, su 100 pazienti il 33% guarisce con la recovery, cioè in maniera completa. Il 33% ha una remissione, quindi ha una residualità di sintomi
posso fare un esempio, tanto per scendere nel dettaglio, un minimo di cefalea, una difficoltà minore ma comunque presente nel prendere sonno, una mancata capacità di provare quello stesso piacere che si provava facendo determinate compiti, determinate azioni, determinati incontri che di fatto vengono fatti, cosa che con la depressione non era possibile, ma non danno quello stesso carattere edonico, quella stessa piacevolezza che davano prima. L'ultimo 33% è quello più problematico perché è noi lo definiamo lo zoccolo duro della nostra casistica, cioè sono pazienti resistenti alla terapia che vanno verso una realtà di cronicità. Non bisogna drammatizzare perché la soluzione rispetto a questi pazienti è determinata dal fatto che devono continuare ad assumere la terapia sine die. Io in genere ai miei pazienti dico, si ricordi che ci sono i pazienti col diabete che fino a 90 anni prenderanno l'insulina. Si ricordi che c'è il paziente con l'ipertensione arteriosa che prenderà il diuretico. Lei non ha queste patologie, lei ha la depressione, dovrà assumere l'antidepressivo perché con l'antidepressivo stanno bene, non ne possono fare a meno. Perfetto, gli ultimi minuti li vorrei dedicare alla depressione postpartum. Si dà alla luce un bambino, una bambina e poi la mamma cade in depressione. È un fenomeno abbastanza diffuso, per fortuna poi si supera tutto, ma in quella fase è necessario assumere dei farmaci? Come si può aiutare le donne che soffrono della depressione definita postpartum? Allora, parlando della depressione postpartum, intanto dobbiamo fare una differenziazione tra la depressione che avviene in tutte le mamme che danno alla luce un bimbo ed è quella che noi definiamo maternity blues. Il maternity blues è un atteggiamento di tipo lievemente depressivo che insorge dopo i primi 4 giorni dal parto, permane per circa una settimana, 15 giorni, lentamente scompare senza terapia e senza nulla. Nel momento in cui, superato questo tempo limite, ci si accorge che di fatto la situazione non è cambiata, stiamo entrando nella depressione postpartum. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo col fatto che la mamma, pur avendo questo bimbetto, quindi la gioia del parto, eccetera, non esiste in questa mamma. La mamma non risponde al pianto del bambino, non intende fare il bagnetto, non vuole cambiare il pannolino, delega la babysitter piuttosto che la suocera o la mamma a gestire questo bambino, cioè è una mamma fredda, distaccata dal bambino, ed è una cosa anche paradossale perché in genere le mamme, genere le primipare col primo figlio sono forse eccessivamente sopra questo bambino. Ci sono degli elementi che noi possiamo prendere in considerazione, cioè se questa mamma ha avuto prima della gravidanza periodi di depressione, è una mamma a rischio. Se la gravidanza è una gravidanza non voluta, è più facile che ci sia una depressione postpartum. Se la gravidanza avviene in donne sole che hanno avuto questa opportunità di rimanere gravide ma senza che ci sia stata una programmazione familiare, queste sono donne che più facilmente cadranno in depressione postpartum. Vorrei aggiungere che qualora ci fossero delle donne che a rischio, per i primi 3 mesi non è indicata alcuna terapia, perché ci sono delle interferenze con il nascituro. Dopo il primo trimestre la donna può assumere anche antidepressivi a basse dosi, in maniera tale che lentamente si mantiene per evitare che poi ci sia un effetto drammatico dopo la nascita. Professore, una domanda che un po' tutti o molte persone fanno, ma quando abbiamo in famiglia una persona che già capiamo che sta soffrendo di depressione o di ansia, eccetera, come si fa poi in realtà a condurla da uno specialista? Perché la persona deve collaborare, deve essere, soprattutto se è una persona adulta, se è un maggiorenne, deve acconsentire alla visita. Che consiglio possiamo dare a queste persone che hanno in casa, stanno vivendo appunto qualcosa di simile e non sanno come fare? Allora, il primo consiglio che io mi sento di dare è la comprensione della sofferenza. Perché dico questo? Perché molte volte i familiari, e non è una critica ma è una constatazione, i familiari rendendosi conto
che il proprio familiare comincia a perdere terreno, comincia a perdere vivacità, comincia a perdere quella capacità gestionale che prima aveva, quella estroversione, quella gioia che lo caratterizzava prima, cosa fa il familiare? Lo sollecita, lo stimola. Alzati, muoviti, andiamo, devi fare questo, devi fare quello, non ti puoi ridurre così. Ora, il paziente lo sa quello che deve fare, il problema è un altro, non ce la fa. Quindi sentirsi ripetere questa induzione in termini di spinta, di sollecitazione, ha un effetto boomerang che rende il paziente molto più resistente rispetto a quello che gli viene detto. Allora, è la famiglia che con molta pazienza, con molta cautela, deve assumere una complicità con il proprio congiunto, accompagnandolo lentamente, sollecitandolo con serenità. Se invece il paziente viene preso in maniera brusca, il paziente resiste e il risultato è assolutamente perdente. Grazie di questo consiglio che in molti ci hanno chiesto, grazie al professore Eugenio Aguglia. Grazie a voi. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, grazie a chi ci ha seguito fin qui e a tutti alla prossima.